aspetto molto interessante, cioè approfondiamo quelli che sono i sensori disponibili per capire quanta acqua c'è nel suolo. Abbiamo visto che in genere vengono impiegati dei sensori capacitivi, altri ne incontreremo lungo la nostra passeggiata tecnologica, ma qui invece abbiamo un sensore che ha una tipologia, un'origine completamente diversa. Abbiamo con noi il dottor Matteo Polo, che pare però non sia parente del nostro più famoso Nicolò Polo, comunque è sempre un Veneto doc anche lui, e niente, che ci illustra questa idea meravigliosa che ha avuto questa start-up dell'ingegneria di Padova, giusto? Sì, allora, noi siamo del Dipartimento di Fisica e praticamente abbiamo sviluppato questo sensore per l'umidità del suolo che utilizza la tecnica CRNS. Che sta per Cosmic Ray Neutron Sensing. Noi cos'è che misuriamo? Dal cosmo arrivano questi neutroni energetici dalla parte dell'atmosfera, penetrano nel terreno, perdono la loro energia. Perdono la loro energia perché sono assorbiti dall'acqua giusto presente all'interno del suolo. Dato che i neutroni interagiscono prevalentemente con l'idrogeno, quindi sostanzialmente la nostra misura non dipende dal tipo di suolo, ma riusciamo a vedere soltanto l'acqua che è presente nel suolo. Ci racconti come è fatto la sonda? Quali sono gli elementi principali? Sì. Come possiamo vedere qui abbiamo due tipi di detector, abbiamo un detector per neutroni che è uno scintillatore che contiene del litio 6 e nel momento in cui il neutrone viene assorbito dal litio 6 questo emette una particella carica che emette un fascio di luce e grazie a questo fotomoltiplicatore riusciamo ad avere un segnale elettrico che poi la scheda riesce ad analizzare e ad avere quindi il conteggio di neutroni. Poi abbiamo un secondo scintillatore che ci permette di determinare il flusso totale di neutroni, in modo da riuscire a discriminare se una variazione del flusso di neutroni che noi osserviamo è dovuto a una variazione dell'umidità del suolo o da eventi che non dipendono dall'umidità del suolo, come ad esempio tempeste solari o altri eventi. Sì, quindi fate sempre un rapporto fra, diciamo, chiamiamola la radiazione di neutroni che arriva e quella che invece è assorbita dall'acqua. Ma normalmente, in condizioni normali, questa quantità di neutroni è abbastanza stabile? Sì, è abbastanza stabile, abbiamo dei cicli che durano circa 11 anni, per questo è estremamente importante utilizzare questo detector per la normalizzazione. Ho capito. E parliamo adesso della sua applicazione. Uno di questi sensori che superficie copre? Allora, il raggio d'azione di questa sonda è di circa 100 metri e si viene installato su circa 2 metri dal suolo e come profondità siamo attorno agli 80 centimetri. La misura è stata validata siamo in collaborazione con l'Università di Bologna, abbiamo validato questa tecnica utilizzando delle misure manuali, come possiamo vedere qui. In questo punto è stata installata la nostra sonda e per avere esattamente lo stesso valore che riusciamo con un'unica sonda è stato necessario compiere e eseguire tutti questi tipi di misure manuali. Quindi ovviamente noi riduciamo i costi e soprattutto il tempo che è necessario per avere questo dato, perché per effettuare tutte quelle misure lì stiamo parlando che ci vuole circa 4-5 ore per ogni misura, mentre questa sonda qui lavora 24 ore su 24, ha il suo pannello fotovoltaico che l'alimenta e quindi è totalmente autonoma. E i dati li invia come? Allora, i dati che vengono generati dalla scheda vengono inviati tramite rete GSM, possiamo vedere qui c'è l'antenna, una sua SIM, i dati poi vengono inviati ad un server e attraverso protocolli API possono essere integrati in qualsiasi altro database già esistente, quindi il dato può essere facilmente integrato con altri sistemi di irrigazione o che gestiscono l'irrigazione o comunque dove serve il dato, quindi senza dover aggiungere un'altra infrastruttura. Perfetto, quindi un rivelatore d'acqua, un rilevatore di acqua che utilizza un percorso diverso. Come vedremo, diciamo, molti sono i sistemi che vengono proposti e adottati in questo percorso tecnologico per capire il fabbisogno di acqua della cultura e quindi quanto acqua c'è disponibile nel suolo. Molti però vanno a leggere in modo indiretto lo stato vegetativo della cultura, cercando di capire qual è la vigoria della cultura stessa. Però questa può dipendere non solo da una carenza d'acqua o da una buona quantità d'acqua, ma anche da tanti altri fattori.
fattori, la disponibilità di azoto, la presenza o assenza di particolari patologie, malattie, insetti e quant'altro patogeni. Questo sistema invece punta e mira direttamente all'acqua, per questo lo trovo interessante, perché attraverso i neutroni, che è quindi questo elemento nuovo, questo sensore nuovo che viene introdotto all'interno dell'agricoltura di precisione, consente sostanzialmente di rilevare proprio la quantità d'acqua per metro cubo o per tonnellata di terreno, in litri, giusto? Esatto, allora nel caso noi misuriamo il dato che ci viene restituito è in grammi su grammi, ma nel caso in cui venga fatto un'analisi della tessitura del terreno oppure venga determinata la densità del terreno è possibile passare a metri cubi su metri cubi. Perfetto, io da qui avrei concluso, passerei di nuovo la palla alla regia.